Installa le telecamere nel suo panificio dopo 5 visite notturne dei ladri, ma lo Stato lo multa per la mancanza di autorizzazione e lo denuncia all'autorità giudiziaria. Neppure sapevo di dover chiedere il permesso, confessa, ho dovuto toglierle e pagare una sanzione da 500 euro. Protagonista della kafkiana vicenda è il titolare del panificio Barozzi in Salisada San Pantalon, non distante da Campo Santa Margherita, una zona negli ultimi tempi particolarmente bersagliata dalla piccola criminalità. Ultimamente si stanno verificando diversi tentativi o più o meno riusciti di frazioni in locali in attività della zona, e questa è una cosa che probabilmente, avendo noi in attività, maggiormente ci preoccupa. Un fenomeno relativamente nuovo per il centro storico, fino a pochi anni fa considerato isola felice dal punto di vista della sicurezza. Oggi non è più così. Siamo invasi da una mole di extracomunitari, di gente che ciondola tutto il giorno o chiedendo la carità o semplicemente ciondolando con scopi più o meno leciti, e che quindi ti fa un po' pensare, ecco. Ai furti, in genere di qualche manciata di euro, si aggiungono i danni ben più ingenti causati dalle effrazioni, nonché i comportamenti incivili che hanno colpito più volte i dintorni del panificio dell'albergo adiacente. La mattina trovavamo tutto sporco e lui ha messo le telecamere per vedere chi erano, però per mettere le telecamere bisogna avere i permessi. E i veneziani si dividono tra chi prova a contrastare questi fenomeni, come il gruppo di residenti di San Pantalone impegnati nel controllo di vicinato, e chi alza le spalle nella convinzione di essere ancora tra i fortunati. Considerando cosa c'è di là del ponte.